amici follower, ma soprattutto amici. Buongiorno A tutti. Ringraziamo tutti quanti di seguirci. Sono le ore 6:30 della mattina. Spazzoliamo per voi. Nuovo campo, nuovi ritrovamenti. Questo è il campo da spazzolare. Vado, socio. I wonder strangest how much in easy. Facciamo l'opera anche di girare la terra. Sì. Ecco. Cosa sarà? Un pezzo di ferro. Un pezzo? Un coso. Una monetina. Ah, una monetina. Una monetina, ragazzi. Ah, suona. La prendo un attimo io, questa monetina. La prenderei? Naturalmente ha preso il spazzolino, vero? Sì. Ovviamente non ho dimenticato lo spazzolino. Vero, non hai dimenticato lo spazzolino. Non farmi dire che hai dimenticato. Si è dimenticato lo spazzolino. Mi sono dimenticato lo spazzolino? No? Signora, lei ha uno spazzolino da prestarvi che pulisco? Adesso faccio subito, do subito lo spazzolino. E mi ha prestato, poi a portarglielo. Ah, ok. E questo socio no... Ah, sai cos'è? Credo austriaco. Mentre io stavo filmando, lei mi ha trovato qualcos'altro. Io gli ho trovato questo, che non è... Forse un piombo? Sì. Guarda se sembra un cuore, socio. Guarda che bello. Penso non sia nulla, penso sia un Perché pezzo fatalità. Però fatalità, guarda che sembra un cuore. Oggi c'è il campo molto bombato, diciamo, di acqua. Eccola, tutta la pioggia che ha fatto, si vede, ci sono addirittura i segni torrenziali. No, come vi parla Forbito? Hai visto? I cenni torrenziali. I segni. Mettiamo via qua e nella box mettiamo la monetina Sì, tua. esatto. Che c'hai in mano. Esatto. Mettiamo via. Ed è il primo ritrovamento di oggi. Sì. Piccolino, ma... Colpacino. Ringraziamo i nostri amici che ci seguono, che ci nominano anche nei video. Sì, esatto. Ringraziamo tantissimo il nostro amico. Ci ha detto colpacino. Amo queste cose qua. Se senti il segnale, poi sparisce. Sparisce. È lì. È lì. Ma adesso è lì. Io come al solito per azzeccare le cose sono... Ah, ecco qui. Un pezzo di... Sì, è un pezzo di... È un pezzo di... Di te. È un pezzo di me. Te. È un pezzo di me. Chiudiamo la buca. Sempre. Questo è un bel 20. Perché era in Superficie. Sì, lo dà come superficie. E come per magia? Non c'è più. Non c'è più. È lì, non è proprio... Noi faremo lo scavo logicamente da trivella. Piantiamo carote. Guarda, che bravo. Ah? Sparito. Sparito. Una carota che suona? E lì c'è qualcosa? No. Ah, ecco qua. È quello, vero? Sicuramente è quello. Un lamierino? Sì. Un lamierino. Peccato. E se lì... È qui. Vediamo cos'è. Io vedo una cosa molto lunga. Tipo un tappone. Uno di quei... Ormai di quelli per i contadini, per le serre. Bravo! Segugio.it Un bottoncino, sì, dai una spazzolata che si vedono anche i forellini. Sì. Bottoncino militare questo, Sì. Bottoncino Con le militare. 3 asolette. Vedi che viene fuori. Ci sono anche le scritte. Bello. Questo è tenuto benissimo, ragazzi. C'è scritto la marca Pradoni, una roba del genere, Milano. Bottoncino, molto bello, veramente. Bello, con la scritta così non ne avevo mai trovati. 3 fori? Sì. Ho detto 3 bottoni? Sì. Sono le 6:30, della mattina, devo svegliarmi. Non abbiamo neanche bevuto il caffè, No. ma poi lo prendiamo. Languido suono, molto languido. Molto languido, poco suono. Che bello fare queste scoperte Vedi, questo è un di me. reperto. Di me. Sì, questo è un grande reperto. Questa è una grande scoperta di me. Un pezzo dello shuttle precipitato nel 1960. Finché tu andavi a tuca con le mosche, Sì, no? tucca. Io scavavo qua, gettavo la terra Adesso l'ho e vista. lì Eccola lì. qui. e lì, Eccola qui. e lì c'è una monetina che adesso andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Un Vittorio. Vittorio Emanuele? Sì, un 2 centesimi credo sia. Peccato perché dalla parte di qua è un po' liscio. Sì, peccato. Ecco, infatti vedi qua si vede la faccia, questa è la festa e già si legge qualcosa, le volte sì.
Direi che non c'è niente. Dalla parte di qua è rimasto poco o niente, peccato. Tanto lei mi sta già No, io ho trovato un pezzo di ferro che vicino all'altro reperto. ma è un pezzo di ferro. Bene, mettiamo nella box. Appoggia. Posiamo così con la testa. Ecco qui. Dai. Una votiva non credo proprio. Vedi che c'ha un... Eh sì, era un pezzo di ingranaggio di qualcosa. Vedi? Dici? Sì. Non è una votiva con le specie. È un pezzo di ingranaggio di qualcosa, vedi? Se qualcuno sa di cosa si tratta, ci faccia dei commenti Che per noi sono sempre ben accetti e rispondiamo sempre a tutti. e ci piace anche assai, come si dice, Sì, sì. no? Nella nostra lingua madre, ci piace assai commentare. Sentito qualcosa? Sto sprofondando senza volere sul terreno. È lì, quel pezzo di metallo. È un pezzo di forchetta. Un gran pezzo di È un forchetta. gran pezzo. Sto facendo un attimo, mi stavo divertendo con le sabbie mobili e impiantarmi dentro. L'importante è che vieni fuori perché poi chi mi riprende? Ciao, mi vengi qua. Dica. Ciao. Qua ho un segnale, avevo un segnale, ho dato una media scavata. E lì, l'amirino. Socio. È un amirino. Sembra una moneta. Mamma mia. Ah, i 10 centesimi. Madonna, che buoni. 10 centesimi ape. Belli. Belli, Molto veramente, belli. ben Sì, tenuti, sì, sì. Allora, Molto belli. mannaggia, sta fango. Per gli amici che ci seguono anche dall'estero, Sì. this is 10 cents Italian lira. Ape, because o parce, pourquoi in francese. Ecco qua, c'è l'ape, vedete? C'è l'ape e quindi vengono chiamati 10 centesimi ape. Ah, ma una persona molto istruita. Madonna, in numismatica. Sono il numismatico. Bel ritrovamento, dai, si vede abbastanza bene. Sì, sì. Via. Mettiamo nella Dropbox della Brockbox. Cosa dire? Cosa Ringraziamo anche, thank you very much, il nostro amico anche dalla Norvegia che ci segue, che ci saluta sempre. Sì, ha il suo canale YouTube anche lui. Esatto. I nostri vari amici che ci seguono e ci supportano e ci sopportano come sempre. Grazie per le iscrizioni. Siamo arrivati a 1300 e forse arriveremo a 2000. Una sfida per voi. Arriviamo a 2000. Un rumore altamente forte. Altamente rumoroso. Molto Un forte. rumore rumoroso. Sì. Mi dia pure che gli tengo gli Sì, occhi perché si sporca tutto. su questo fango. Non è tanto un No. campo, ma una palude. Cos'è? Sa. Potrà essere qualcosa di interessante? Oppure molto sotto? I famosi Delle tubetti vitamine. di vitamine. Stai componendo, Sì, stavo componendo, mi stavo divertendo. Ti stavi componendo la ottava sinfonia di Sì. Niccolò. Un piombo. Che sembra sempre una moneta, ma all'inizio Sì, è un piombo grosso. vedo che sta cercando l'ombra. Un po' di caldino. D'altronde, che ora è? 2 orette di spazzolata, comincia a farsi sentire. Sì. Siccome il mio socio è intelligente, perché voi sapete che nella vita ci vuole la mente e il braccio. Io sono il braccio, ma lui è la mente. Quindi qua viene il sole, socio. Saluta la lumaca. Ciao lumaca. Ciao piccina. Nella buchina dove c'era l'amirino là, il socio mi ha detto ripassa ancora. Ne abbiamo. Molto probabilmente un altro centesimo austriaco. Siamo nella box. Esatto. Portate pazienza un pochettino a trovare un giorno. Di maltempo, riusciamo a un stare giorno in che casa. siamo più tranquilli. Tanti pensano che vieni qua, trovi le monete o le metti, come qualcuno diceva. Non è così. Bisogna spazzolare giorni. Anche l'altro video che vedrete, che abbiamo fatto, quello delle cascate, Sì, perché avete già visto, il mio socio ve lo lascia. sì, in descrizione. Sono qua. E abbiamo spazzolato dalla mattina fino alla sera, cioè abbiamo fatto tutto il giorno lì. Abbiamo risalito il torrente. Cioè noi con il pointer, come avete visto quello subacqueo, cercavamo. Poi per spostare l'acqua, il mio socio la beveva e me la spostava, cioè, tutto il torrente che veniva giù. Vedete il video succinto, no? Sì, Ma sì. abbiamo fatto una giornata di Spazzolatura. spazzolatura. Mi scavato Abbiamo la buca. sganciato. Sì, mi ha già tirato fuori, l'ha lanciato fuori. E sarà l'ennesimo degli ennesimi lamirini. Sarà moneta O o sarà lamirino? lamirino? Accendiamo lamirino. È la sua risposta definitiva? Lamirino. La accendiamo? L'accendiamo. E la mirino è? Lei si porta a casa 500.000 euro. Cosa mi ha trovato? Un gran pezzo di... Sì, vero? Sì. Sono parecchi. Parecchi ma piombi. Sì, Eccoli qua. parecchi lamirini. Parecchi piombi. Lei col suo ditino pointer. Ah, No, stavolta è un bel un chiodo, un chiodo, mega chiodo. ennesimo suono. Ennesimo buca, Abbiamo tirato fuori. Sparito. come al solito. Ecco qua.
E sarà l'ennesimo degli ennesimi. Oh, no, socio. Socio. Aspetta. Ah, je suis una votiva. Questa è una votivetta. Sì, amici. Amici, ma soprattutto... Amici, cosa succede quando troviamo una votivetta? E succede questo! Bella, tenuta anche molto bene. Mi sembra, ma non vorrei mentirtene, di averla già trovata, sì. Simile, sì. Ragazzi, qua ci sta, socio. Un bel paccio colpaccione. Colpaccio, dai, colpaccione. Ormai Una siamo cosa, agli standard alti noi. Colpaccione, cose grandi. Colpaccio, un bel colpaccio. Mettiamo nella Dropbox. Sì. 1, 2, 3, 4 monetine. Tanti pezzi di piombo Pezzi di merini. Però contenti perché sto campo bene o male ha fruttato. Sì. Fa male la schiena perché abbiamo scavato parecchio, perché tanti lamirini, tanti piombi. Sembra che ci sia stata passata una talpa, buchi dappertutto. Sì, abbiamo chiusi, però si vede. prosegue. Andiamo avanti. C'è la pianta che suona. C'è quella piantina che sta suonando. Eccola qua. Non manca mai, Sì. il pallino da scoppi, da ma schioppo. È grosso questo qui. Sì. Questo è grosso. Del 700, un bel calibro. Sì, questo qua sì. Socio, qui abbiamo trovato qualcosina di bello, anche sì. questo qui. Bel ritrovamentino anche questo. Bravo mio amico fedele. Segugio, io sono come un cane da caccia da tartufi. Io annuso le monete, annuso. Non usa neanche il point. No, io il point no, a me suona il naso. Ci sta. Rifacciamo? Sì. Colpaccione! Super colpaccione! Supereroe. Supereroi, super colpaccio. Io sono il supereroe, Segugio il super colpaccione. Buchina O Givina? o Givina? Che ci ha fatto perdere la vita per scavare. Sì. È Bella, buona. Bella. Sì, bella. Da Bella mettere particolare, da mettere nella box. Nella box Drox da tenere. Abbiamo trovato. Piano piano. Guarda la differenza, socio, delle armi, no? Sì. Una ogiva e sì, esatto. il famoso pallino da moschetto. Questo terreno sta iniziando a fruttare. Perché ricordatevi che il terreno da sempre buoni frutti. Bravo. Adesso guardate il pezzettino. Sì, l'altro chiodo. Ebbene sì, io ho messo di nuovo lo stesso chiodo di prima. Bastardo inside. No, un piombo. Un piombo, vedi? Sì. Un piombo. Sì, il classico piombo. Vediamo se c'è qualche scritta particolare. Sì. Andate a lavorare. C'è scritto: ah sì, va, io sto leggendo. Sì. Ritenta, sarai più fortunato. Allora andiamo avanti. Abbiamo preso in parola ritenta. Sì. E abbiamo trovato questo. Che è una mezza qualcosa. Sembra una mezza o votiva o monetina. Non saprei, vedi. È scritta qua in parte, se riusciamo a vedere. Qualcuno per caso riconosce dal particolare? Ben venga, anche perché ci sono tantissimi, ci mettono dei bellissimi commenti che ci raccontano per bene anche quello che dopo noi non sappiamo riconoscere, ci danno delle nozioni molto importanti. Perché delle volte qua appena troviamo cerchiamo di dare un'indicazione di quello che potrebbe essere. Poi a casa facciamo la ricerca, però se non troviamo qualcosa magari ce lo scrivete. Qualche riscontro, esatto. Ce lo scrivete? Scrivete sui commenti e ci fate anche un piacere, grazie. Mentre spostava quel point mi accorsi velocemente subito con un occhio felino, con un occhio di lince. Sì. Questa monetina molto piccola ma interessante. Noi troviamo sempre le monetine piccole perché avevano i buchi, socio. Questa mi sa però che è un po' illeggibile. Devo pulirla perché non si capisce. Forse un centesimo, penso, così piccola. Perché può cambiare la telecamera, ma non penso che... No, è tutta mezza consumata. Provo a pulirla, proviamo a pulirla, vediamo. Colpacino, colpacino, colpacino. Ci siamo spostati di un passo. Un passo. Buca chiusa, un passo. La sta spostando a destra e a sinistra? Guarda! Per i nostri amici fallo un cuore. Guardate, dove trovate un cuore così? Grazie. È il nostro cuore grande per voi. Grazie di seguirci. Grazie. Bellissimo cuore. Così mi hai lanciato tutta la sabbia addosso. Mi hai lanciato tutta. Amici follower. Sai cos'è questo? Amici follower, inquadra un attimo.
Ecco, io ho lanciato tutta la sabbia addosso. Vedo che ha fatto la bocca, io ero distratto che stavo leggendo un attimo una email. Un commento? Una email. Finché cazzeggia, Grazie. ecco, io ho Come che non trovato facessi niente io. un bottoncino, vedi? Liscio, sì, con la sua azulettona. Ho trovato un bottoncino. Sì, mi piacciono un sacco questi bottoni Sì. fatti così. Mi piacciono Penso un che sacco. azulone che avevano una Sì, volta. sì, questo è un Pensa sacco quanto così. pesava la camicia. Metta dentro, metta dentro. Amici follower, Ma soprattutto amici. dopo 25 ore di spazzolata non ce la facciamo più. Abbiamo finito anche oggi. Adesso ci accingiamo ad andare verso la maison. Cosa ci resta da dire? Ringraziare. Ringraziare tutti quanti. Grazie. Di iscriversi al nostro canale Sempre, YouTube, mi raccomando. sempre. Commentare se vi è piaciuto Esatto. o mettere un like. Ci vediamo come al solito domenica alle 13:30 su YouTube! Oh!